Ennesimo appuntamento bisettimanale su Telerent 7 Gold con penalty ore 13, il mercoledì ed il giovedì tra le 13 e le 14. Ben trovati, come al solito vogliamo ricordare che il nostro appuntamento è dedicato interamente al calcio dilettantistico siciliano. Una prima parte certamente molto interessante perché abbiamo ospiti due personaggi importanti del calcio siciliano. Parliamo subito e salutiamo l'allenatore della Ionica FC, Michele Campo. Ciao Michele, ben trovato, complimenti perché insomma quello che stai facendo a Santa Teresa di Riva è eccezionale, quindi veramente straordinario, sin qui il tuo cammino. Buonasera a tutti, grazie. Grazie a te per essere venuto e salutiamo anche il ritorno del direttore sportivo Santo Palma che quest'anno non ha fatto nessuna presenza all'interno della nostra trasmissione. L'ho convinto per l'occasione perché domenica c'è un big match importante nel campionato di eccellenza e poi voglio sentire anche il suo parere. Buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti. Sei fermo quest'anno dopo l'iniziale parentesi con l'Aci Sant'Antonio, ti guardi intorno e che fai altro? No, in genere quando sono fermo vedo partite, ma poi adesso ho scelto di vederne anche di più, anche perché grazie alla tecnologia posso vedere partite senza muovermi dal mio divano, che è la cosa più bella al mondo. È vero, è vero. Poi raramente mi muovo quando voglio andare a vedere qualcosa di persona. Hai seguito il campionato di Serie D di quest'anno? Ne ho viste tante partite, sempre È dal mio divano. ingarbugliatissimo, è ingarbugliatissimo quest'anno il campionato di Serie D. No, diciamo che le squadre costruite per far bene sono lì e se lo stanno giocando. Tutti sappiamo che in genere i campionati si vincono in questo periodo qua, quindi tutte le squadre hanno risposto presente. Infatti quindi secondo me le prossime settimane saranno quelle decisive per il risultato finale, non so se sei d'accordo anche tu Michele, con questa testa ingarbugliata, Cavese, Gelbison, Lamezia, Acireale. Si entra nel momento decisivo un po' in tutti i campionati, quindi anche in Serie D. Poi Cosa ci vuole per vincerlo poi a questo punto della stagione all'interno di una squadra secondo te? Calma e tranquillità? Sicuramente qui c'è una lotta dove ci sono 4 squadre, Gelbison, Cavese, Lamezia e Acireale nell'arco credo di 4-5 punti. Sì. Io non ho visto forse tutte le partite o tante partite come il direttore, ne ho vista qualcuna. Mi sembrano organici, tutti costruiti... Di grande qualità. Sì, sono piazze importanti, organici importanti, quindi a questo punto, secondo me, ovviamente, tutte hanno una condizione fisica buona perché ci saranno degli staff importanti, quindi farà la differenza l'aspetto mentale e magari come arriveranno le ultime partite. E qualche scontro diretto anche. E qualche scontro diretto. In questo momento c'è in testa la Gelbison, però insomma... vedremo, l'Acireale mi sembra che ieri a Biancavilla non ha giocato, quindi deve recuperare una partita. Sulla carta purtroppo per il Biancavilla abbordabile e quindi è tutto aperto e secondo me l'aspetto mentale può fare la differenza quando si arriva in volata nell'arco di pochi punti. Voglio subito parlare della Gelbison con Mister Campo. Mister, una Gelbison che liquida facilmente il Paternò e adesso attende probabilmente gli scontri diretti. Una Gelbison che all'inizio certamente faceva paura, adesso fa ancora più paura perché i punti sono tanti, sono 60 e per una classifica in Serie D di questo genere le potenzialità di una vittoria finale sono tantissime. Tu che ne pensi? Io penso la Gelbison sicuramente è un organico importante che è costruito per vincere il campionato, così come credo che lo abbia anche l'Acireale. Non parlare di Cavese e Lamezia. Per non parlare di Cavese e Lamezia. Per quanto riguarda la partita di ieri, ha vinto contro il Paternò, che è una squadra, credo, che si può definire come una rivelazione del campionato, una squadra che ho visto qualche volta giocare con grande ritmo, grande aggressività, una squadra che ho visto qualche volta che ha ti è piaciuta insomma? Sì, mi è piaciuta soprattutto per il ritmo che ha dato alla partita in quegli spezzoni di partita che ho visto, quindi poi è stata una vittoria 2-0, però non è detto, io la partita non l'ho vista, quindi sicuramente io credo che il Paternò qualche problema gliel'avrà creato, la Gelbison è chiaro in casa
si trova È un fortino. a pochi passi dalla vittoria del campionato, e sono partite dove, chiaro, andare lì a fare il risultato non credo che sia Infatti facile. lo ha detto anche mister Torrisi a fine partita. Santo, però è anche vero che questa Gelbison in casa una partita l'ha persa, guarda caso, proprio contro il Città di Aciriale. Quindi a questo punto il big match proprio contro la squadra cese diventerà forse l'ago della bilancia della stagione. Non è un caso se ha perso solo contro la Aciriale, perché comunque ha perso contro un'altra grande squadra. Un'altra grande squadra che purtroppo secondo me però con l'infortunio di Piccioni perde qualcosa di importante là davanti. Soprattutto in avanti, sì, è vero. Anche se ha continuato a fare risultati, a vincere, a macinare, grazie a Savonarola, a Lodi, un po' a tutti. Perché il tasso tecnico è alto, È alto, il tasso quindi tecnico alto. E devo dire, devo fare anche gli applausi, perché sono riuscito a mettere in campo un 2004 che ha fatto faville in un paio di partite, a tal punto da suscitare anche l'interesse del Sassuolo. È vero. Cioè, quindi grandi applausi sia da Catino Chiavaro. Ma la Gelbison è pronta per fare la Lega Pro? Questa è una domanda che voglio fare a entrambi, perché poi la prossima stagione diventa comunque totalmente diversa rispetto al campionato nazionale dilettanti. Ci vuole organizzazione, ci vuole uno stadio e ci vuole soprattutto anche un nuovo parco giocatori. Premesso che non mi sento di entrare nel dettaglio di queste cose. Bravo, perché giusta risposta da mister. Ma non conosco nel dettaglio diciamo l'organizzazione societaria interna. Io dico, se sono lì, e io penso che abbiano costruito la squadra per provare a vincere. Poi è chiaro che la Serie D è la Lega Pro è un campionato completamente diverso, però io penso che una squadra che vince il campionato di Serie D, poi la Lega Pro si può fare in tanti modi, poi anche magari confermare in linea di massima l'organico con ovviamente degli innesti di categoria, chiaro, senza andare a fare spese folli, cercando di stabilizzarti il primo anno per poi piano piano crescere. Credo che questo la società abbia le potenzialità per farlo, sicuramente. Per la Gelbison sarà comunque la prima volta in Lega. Santo, tu che ne pensi? Come potrebbe affrontare casomai questa stagione certamente impegnativa in Lega Pro la Gelbison? Ma guarda, io ho la possibilità di sentire qualche calciatore, perché lo conosco personalmente, mi parlano comunque in maniera importante della società, perché questa è una squadra che è stata costruita per vincere. Quando una società costruisce una squadra per vincere la Serie D, sa che qualora riuscisse a vincere dopo c'è il professionismo, cioè, quindi se non sei cosciente, è cosciente. beh, allora sei veramente un incosciente, no? Ma comunque mi parlano bene, mi dicono che è una società abbastanza organizzata, e poi sicuramente se qualora riuscissero a vincerlo probabilmente si organizzeranno di più, anche se poi ti dico la realtà, io da siciliano e anche da ex come direttore della Aciriale continuo ad avere in testa una cosina, che la Aciriale può, perché no? Forse la Aciriale se la può giocare. E questa già è una cosa importante. Allora, se la sta giocando. Se la sta giocando e se la potrà giocare anche con il big match. E anzi, a proposito, spero che il rientro della Aciriale, non so a livello tecnico, nel proprio stadio avvenga prima possibile. Beh, l'ultima volta Agatino Chiavaro non era molto ottimista. Non so di Bresco, non ho seguito era a livello, molto ottimista. Però vedere la Aciriale dover giocare ad Ai Sant'Antonio, che al momento, riduttivo. Al momento, no, ma non è proprio, io parlo proprio come terreno di gioco, non proprio come impianto, perché tutti conosciamo i tifosi della Aciriale, di impianti per contenere i tifosi della Aciriale ce ne sono pochi in giro. È vero, è vero. In Sicilia ne ho trovato pochi. Però ti dico, quello è un campo che penalizza molto lo spettacolo e anche la categoria della Serie D. E beh, tu il campo di Aci Sant'Antonio lo conosci senz'altro. Guardiamoci subito gli highlights. Vittoria della Gelbison 2-0 contro il Paternò di Torrisi. Batte Oliano di forza verso la porta di Lofaro. Intanto Oliano in qualche modo riesce a servire per Sparacello all'interno dell'area, domestica il pallone, ancora Sparacello, il cross, sembrava tocco di mani quello del giocatore del Paternò alla battuta, movimento sul primo palo, ancora una volta palla, questa volta verso il portiere Lofaro che respinge. Sparacello all'interno dell'area, tre uomini su di lui, cerca in qualche modo di crossare, ci riesce, spinta su Graziani, battuta verso il centro dell'area, c'è un altro tocco di mani, poi la conclusione di Marchetti, si arrabbia tantissimo la Gelbison.
rimane in terra intanto il capitano della Gelbison Fornito, gira il pallone, Gagliardi, la conclusione, ancora Sparacello, interessante il corridoio per Gagliardi all'interno dell'area, la conclusione di Ortolini e spinge ancora il Paternò, poi Gagliardi, la finta di Sparacello, Ortolini, ancora Gagliardi all'interno dell'area, la conclusione, ancora un pallone per Sparacello che è molto volenteroso, verso il centro, Ortolini e che gol! Ortolini! Quando siamo a 36 minuti dal fischio d'inizio c'è il gol della Gelbison, si allarga Gagliardi, pallone interessante per Sparacello, la conclusione di Sparacello, poi Fois cerca di controllare Paternò, pericoloso all'interno dell'area, l'1 contro 1, la conclusione, palla lunga sulla sinistra, molto rapido Mangiameli che è cresciuto molto in questo secondo tempo, la conclusione poi del numero 11 La Piana che salta bene 2 uomini, adesso ancora Faella, salta bene un uomo, si fa vedere Gagliardi, si fa vedere anche Sparacello, pallone che arriva sui suoi piedi, la conclusione di Sparacello, poi Faella riesce a riconquistare il pallone, la Gelbison con Ambro, allarga tutto per Sparacello, l'1 contro 1, velocissimo Fois, entra all'interno dell'area, interessante per Fois, Ambro interessante per Gagliardi, lo spunto per Faella sulla destra, entra all'interno dell'area Faella, la conclusione morbida, Eurogol, bellissima, molto freddo, il numero 45 della Gelbison che va a dedicare il gol alla propria panchina. Intanto Rizzi, palla in avanti per Foderaro, un colpo da parte di La Gamba che viene addirittura espulso e fischio triplice dell'arbitro mette fine a questo match vinto dalla Gelbison con 2-0, primo gol di Ortolini, secondo gol di Faella, 2 bellissime reti, una bellissima partita per quanto riguarda il primo tempo, un po' meno nel secondo, ma Gelbison che ha semplicemente controllato. Sì, 3 punti importantissimi per questo finale di stagione, credo con ampio merito, con una prestazione superba dei ragazzi davanti a un pubblico festante, questo ha reso tutto ancora più bello. Abbiamo chiuso i nostri avversari nella metà campo perché sapevamo che lasciando loro il palleggio avrebbero potuto metterci in difficoltà, una squadra tecnicamente molto valida, secondo me molto organizzata e molto ben allenata, l'avevamo detto. Probabilmente non si aspettavano questo tipo di partita da noi, l'abbiamo colti un po' di sorpresa. Sinceramente, visto il primo tempo, mi aspettavo qualche gol in più, che magari ci avrebbe fatto vivere una ripresa un po' più tranquilla, anche se i ragazzi sono stati bravi a controllare e poi, come ho detto prima, a chiuderla con un contropiede di Alessio. Accettiamo il verdetto del campo, abbiamo perso contro una squadra importante, l'avevo classificata verbalmente la migliore, la più forte, lo dice la classifica, lo dice quanto ha fatto in questo campionato. Sapevamo che per noi era una trasferta proibitiva, a maggior ragione venendo nelle condizioni in cui siamo venuti, perché avevamo delle assenze importanti, non stavamo fisicamente bene e quindi accettiamo il verdetto, non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo fatto una buona prestazione soprattutto il secondo tempo, abbiamo un po' il primo sofferto i primi 20 minuti, loro sono partiti forte, ci hanno un po' sorpreso con Gagliardi tra le linee, poi ci siamo un po' resettati, ho cambiato sistema di gioco, abbiamo guardato la partita, sono passati in vantaggio con un gran gol, con un gran gesto tecnico dell'attaccante che ha fatto una torsione veramente di categoria superiore e poi da lì naturalmente la partita è diventata tutta più difficile, però la squadra si è ben comportata, il secondo tempo non abbiamo rinunciato a giocare, abbiamo messo in campo le nostre idee, i nostri argomenti, probabilmente potevamo sfruttare qualche occasione meglio e potevamo anche pareggiare, però ripeto, la sconfitta bisogna accettarla, è meritata, onore alla Gelbison che continua per il suo cammino meritatamente e noi pensiamo già alla prossima. La squadra, a mio modo di vedere, ha fatto una buona prestazione. Abbiamo iniziato con un sistema di gioco diverso, Gagliardi tra le linee ci metteva un po' in difficoltà e ho dovuto rimettere il centrocampo a rombo con Basualdo
che riusciva a occupare quella zona per cercare di accorciare un po' la squadra e soprattutto creare densità in quella zona dove Gagliardo prendeva la palla, verticalizzava di prima, cercava le punte e quindi potevano farci male. In quell'occasione hanno esplorato due volte in due situazioni importanti il vantaggio, poi tutto sommato ci siamo organizzati tatticamente, però poi su un errore nostro, su una diagonale non fatta da un quinto nostro, hanno messo una bella palla in mezzo e ripeto, il gesto dell'attaccante di categoria superiore è una trazione veramente bella, da applausi, sono passati in vantaggio e poi da lì si sono costruite la prestazione. Con la Gelbison non puoi sbagliare, noi purtroppo non eravamo al top, non eravamo in una formazione competitiva perché mancava tanta gente, però ripeto, i ragazzi non possono imparare nulla, soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto, a mio modo di vedere, un secondo tempo importante contro una grande squadra. Causa anche il loro atteggiamento, hanno abbassato un po' il baricentro, ci hanno concesso campo, noi l'abbiamo sfruttato, non abbiamo avuto frenesia, non abbiamo mai buttato la palla, abbiamo cercato di fraseggiare e quindi ripeto, noi andiamo a casa consapevoli della prestazione, consapevoli di aver perso contro una grande squadra e la Gelbison vince e continua il suo percorso verso la Lega Pro. È andata male al Giarre che purtroppo perde in casa una partita fondamentale per il suo percorso di salvezza in questa stagione, in questo campionato di Serie D. Una sconfitta contro il Trapani che certamente quest'anno con i troppi stop probabilmente non ha mai fatto un percorso chiaro in questo girone. Sei d'accordo? Sì, sì, ha avuto tantissime partite rinviate. E queste cose poi incidono probabilmente nel rendimento, no? Certo, possono incidere sul rendimento, poi probabilmente anche in qualche misura condizionano anche la squadra, ma condizionano anche il campionato, perché non è la stessa cosa, le partite vengono recuperate in momenti diversi della stagione, quindi va a condizionare secondo me un po' tutto. Tra l'altro poi il Trapani con problemi anche organizzativi all'inizio della stagione, una società non chiara, non si riusciva a individuare bene neanche quale poteva diventare l'allenatore, quindi insomma non è certamente stato un momento buono per il Trapani per aprire la parentesi nel dilettantismo dopo soprattutto la sua debacle dalla Serie B. È stata una stagione particolare per entrambe le squadre, perché entrambe le squadre hanno cambiato tecnico, il Trapani ha iniziato con Moschella, poi è arrivato un allenatore di grandissimo livello come Morgia, un professionista a tutti gli effetti, mentre a Giarre c'è stato insomma, anche lì un avvicendamento con il ritorno adesso di Cacciola sulla panchina. Dall'esterno, ripeto, io non mi permetto di dare nessun tipo, dall'esterno da entrambe le squadre sulla carta ci si aspettava qualcosina in più perché sono, se vai a vedere, ci sono piazze importanti. Piazze importantissime e anche giocatori importanti perché a Giarre c'è non so, io mi limito a un parco attaccanti penso di livello alto, adesso hanno preso altri giocatori, Giuffrida a metà campo e qualcun altro, quindi io spero, diciamo, auguro sicuramente al Giarre, anche al Trapani, il Trapani penso che sia in una situazione più serena essere in una situazione e auguro al Giarre, sì, auguro al Giarre di riuscire alla fine a centrare l'obiettivo minimo. Mentre invece per il Giarre Santo, insomma, il percorso è un po' più tortuoso, però la quadra credo che sia arrivata dopo un momento di sbandamento post-infantino. Beh, devo dire la verità, quest'anno il Giarre non era quasi mai riuscito ad essere costante né nelle scelte e neanche nei risultati. Adesso era riuscito a trovare un po' di tranquillità, credo che Gaspare fosse riuscito a fare una miniserie di 4-5 risultati utili ed era importante ieri dare continuità anche perché giocavi, non ti dico con una concorrente diretta, ma il Trapani non è una delle grandi squadre di questo torneo. Sì, è vero. E quando quindi i 3 punti erano fondamentali. E quando la salvezza passa dal tuo campo, quando sai che gli scontri diretti, soprattutto in casa, diventano fondamentali, perdere una partita del genere, anche se c'è da dire che a volte sai il calcio è strano, perché magari io, conoscendo Gaspare e lo staff, sapendo come preparano le partite,
avranno studiato tutto nel minimo dettaglio e poi dopo 2 minuti uno dei tuoi giocatori più rappresentativi, È vero, lo perdi e quindi... perdi il giocatore, prendi gol e ti lascia 87 minuti in 10. E questa è una cosa che Questa è stata la in mazzata, Serie D secondo me, diventa una che mazzata. ieri al Giarre non ha permesso di giocarsi la partita in un altro modo, perché anche quando sono riusciti a raddrizzarla sull'1-1, comunque il Trapani, anche se non ha fatto bene, è una squadra che ha tanti buoni giocatori e che hanno tanti colpi. Infatti. Devo dire la verità, credo che ieri il grandissimo errore di Porcaro, se non ricordo male, Sì. sia da matita non rossa ma di più, ma soprattutto per l'esperienza del calciatore. Non È si vero. possono fare quegli È errori vero, in una è vero, partita è vero. come questa. Peccato perché insomma, hai detto bene, era una Indirizzano partita il lavoro e fondamentale. rovinano il lavoro di una settimana che ha fatto anche Porcaro. Attenzione, non voglio dare la croce al ci ragazzo, mancherebbe, ci però mancherebbe. cioè, sono cose, sono delle piccolezze che nelle partite spostano gli equilibri completamente e fanno sì Condivido. che il lavoro sia, perché poi il lavoro viene giudicato dai risultati, venga visto anche in un altro modo, che magari non è il modo reale. È vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria del Trapani in casa del Giarre 2-1. Bentrovati amici appassionati del regionale di Giarre per raccontarvi della 28esima giornata del girone I di Serie D in campo. Giarre contro Trapani, agli ordini il direttore di gara il signor Cristian Robilotta e la sezione di Sala Consilina coadiuvato da Salvatore Barbanera e Giovanni Battista Citarda, entrambi della sezione di Palermo. A inizio in questo momento Giarre Trapani, gran parte di questo, doveroso dirlo, va anche a Flavio Giannini. Occhio perché qui si complica la vita Porcaro, tallonato dall'avversario ed è calcio di rigore e rosso per Maltese. Inizia malissimo la sfida per il Giarre, una follia di Porcaro. Parte ora Russo, spiazzato Giannini e Trapani in vantaggio dopo 3 di gioco e già avanti la compagine di mister Morgia. 3 passetti e attacco alla profondità con il mancino di Giannini direttamente per Arcidiacono, occasionissima per il Giarre, un'altra leggerezza difensiva. Occhio perché qui però il Trapani ha ancora un'occasione, e che occasione! Preferisce allargare il pallone lì dove opera Anastasio, il cross interessante per Cocimano, che occasione per il Giarre. Allora facilita l'intervento di Vitale che opera il cross, arriva Antezza, prova il destro, scheggia la traversa, va Sessa con questo destro liftato, Cultraro resta lì il pallone, prova Padovani, il pareggio del Giarre con il numero 17 Corrado Carrozzino, tutti a esultare con lui. Rivediamo Sornione, il suo movimento sul secondo palo, andrà il numero 16 col mancino sul palo di Giannini che si allunga alla sua destra. Corner per il Trapani, corner del Trapani ed è il vantaggio dei Granata. Andiamo a rivedere quanto accaduto, probabilmente la deviazione vincente è stata di Antezza, del numero 3 Stefano Antezza, che riporta in vantaggio il Trapani. Giuffrida però subito in verticale da Agudiak, allarga dalle parti di Anastasio, irrompe in area senza chiedere permesso, lascia proseguire il direttore di gara tra le proteste dei locali. La pressione di Agudiak, Maltese scodella a destra per Vitale, sterza Vitale, accarezza il pallone, pensa al cross, l'opera per Musso, si alza la bandierina, ha trovato un gran gol Musso. Forse l'ingresso in campo di Dembele è stato un po' avulso, occhio perché qui era stato Russo a muoversi con i tempi giusti, ma pizzicato anch'esso in posizione di offside. Poi il diagonale era stato perfetto a battere Giannini, poi Olivera in qualche modo si libera della marcatura, addirittura a scheggiare la traversa della porta di Giannini. E allora occhio alla 4% del Trapani con Bonfiglio che serve in profondità a Vitale, Vitale salta Giannini, Vitale si allunga troppo il pallone, complice anche un rimbalzo beffardo. Cross sul secondo palo,
Pagliarulo a un passo da far scorrere i titoli di coda su questa sfida. Allarga la Lettone Cocimano sulla pressione di Barbara, ammonito Cocimano, termina in 9 il Giarre, addirittura in 9 uomini, doppio giallo ai danni di Cocimano, e forse qui scorre la parola fine su questa sfida. Giarre Trapani e già storia, Trapani che si impone per 2-1 grazie alle marcature di Russo e Antezza, parziale 1-1 ad opera di Carrozzino. Esultano tutti attorno a Maltese e Cultraro, gli uomini Granata. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento a domenica prossima, sarà recupero sempre qui a Regionale di Giarre tra Giarre e Licata. Da Claudio Costanzo e da Regionale è tutto, un saluto e alla prossima! Una vittoria importante che ci voleva contro una squadra come quella del Giarre, che io avevo già visto nei filmati e l'avevo vista in grande condizione, una squadra che in 10 oggi ha dimostrato carattere, grinta ma anche gioco, ha giocatori importanti. Quindi è una vittoria che vale doppio, perché secondo me l'abbiamo ottenuto contro una squadra forte, soprattutto qui in casa, che si fa rispettare. Noi non abbiamo, dopo che abbiamo preso il gol ci siamo un po' nervositi, ma dopo abbiamo ritrovato la tranquillità che predico da un pezzo, quella di metterla sul piano del gioco. Ci siamo riusciti a fasi alterne, però mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, che sono sempre stati in partita e hanno sempre cercato di arrivare al gol attraverso il gioco. Sono contento di questo perché sulla catena destra ci sono 2 giovani, uno è Barbara 2001 e uno è Vitale che è 2000, e la crescita loro in questo periodo è stata evidente. Questo mi soddisfa molto, perché sono 2 giocatori giovani che possono ambire anche a traguardi migliori di quelli di queste categorie, però per il resto secondo me hanno fatto bene tutti, perché la punta centrale che è Nino si è dato da fare come un matto, ha corso e rincorso tutti. Il Russo ha fatto il suo, ha avuto buoni spunti, ha avuto anche un paio di occasioni in cui non so se c'era fuori gioco o meno, però ha fatto belle cose, e quindi questo è evidente che i 3 attaccanti oggi hanno fatto in pieno il loro dovere. Quando giocano bene gli attaccanti ne beneficia tutta la squadra, perché gli attaccanti, oltre a chiedere un bel gioco quando hanno la palla, gli chiedo tanta pressione, e loro l'hanno fatta tanta oggi, e questo ne ha tratto beneficio sia a centrocampo che dietro. Però devo dire la verità, perché siamo stati anche avvantaggiati dall'inferiorità numerica loro, questo è indubbio, e apposto ho detto che il Giarre in 10 ha evidenziato però un grande carattere e una grande personalità, cosa che non è da tutte le squadre. Poc'anzi si parlava del Città di Sant'Agata, una squadra messinese certamente che sta furoreggiando in queste ultime settimane. Ennesima vittoria fuori casa, questa volta a Licata. Michele, un campo difficile contro una squadra arcigna guidata secondo me magistralmente da Pippo Romano, un Città di Sant'Agata che secondo me sta mettendo le basi per la prossima stagione. Io credo che se tutto viene inquadrato già da adesso, la prossima stagione possiamo vedere il Sant'Agata cercare di vincere il campionato di Serie D. È una sensazione personale. Ma, questo non lo posso dire, questo non lo so. Posso dire che, siccome ho seguito il Sant'Agata in questi 2 anni, sta facendo un percorso secondo me eccezionale. Sempre in crescita. Sì, ma come sempre nel calcio non è un caso, perché secondo me loro l'anno scorso dall'arrivo di Giampà hanno fatto un'ottima seconda parte di campionato l'anno scorso, e poi secondo me, a quanto ho visto, società e allenatore hanno agito in grande sinergia, in grande
comunione proprio sono arrivati tanti ragazzi anche giovani portati proprio dal mister, c'è uno staff, il mister con Vanzetto, molto organizzato e molto coeso sia dentro che fuori dal campo, la società è seria, le potenzialità economiche sono buone perché conosco questa realtà, perché è vicino appunto a dove abito io, Barcellona, Pozzo di Gotto, quindi ci sono tutte le componenti, ecco, ma secondo me la cosa fondamentale è che si è fatto un percorso graduale di crescita e soprattutto attraverso una sinergia dell'allenatore e società, perché nel calcio secondo me questo è fondamentale, sembra banale ma in realtà è fondamentale. È vero, è vero. E con qualche senatore. E con qualche senatore che è fondamentale Vedi per Cicirello, l'esperienza. vedi Calafiore, certo. sono giocatori che sono ormai a Sant'Agata da qualche un po' di anno tempo, e certo. sono due giocatori molto forti. Calafiori in categoria è un giocatore, lo era già Cicirello i suoi gol li ha 7 sempre anni fatti, fa. Cicirello è venuto fuori proprio dall'eccellenza in un Sì, percorso sì, di e crescita. di crescita. Calafiore fa questa categoria da più di 10 anni quando la faceva con Due Torri ed è un giocatore che secondo me nella totalità della sua carriera è stato sottovalutato. Io ho provato sempre a portarlo con me quando sono stato in squadre top in eccellenza per vincere il torneo, vedi Cireale, non sono mai riuscito a portarlo. Però questi sono due giocatori che ti ho menzionato, su cui poi il 2003 portiere straniero Lettone, che è fondamentale. Ieri a Samaché è riuscito a parare di tutto, ieri ha parato di tutto, perché uno legge il risultato e dice, beh, ieri Licata non so come, non avrebbe segnato neanche se avesse tirato con... È vero, è vero. Però un buon lavoro, veramente un buon lavoro, anche di Leo Vanzetto, che tra l'altro è un ragazzo che in quel ruolo, essendo un ragazzo d'oro Leo, io lo conosco abbastanza bene, siamo frequentati anche quando lui ha fatto anche Beach, perché ha fatto anche allenatore di Beach Leo. Ma lo ti staff danno una grande mano, ma oggi non è facile, ma non è facile farlo capire alle società, pagare uno staff, guarda che non è facile. Lo staff non vuol dire dalle persone 300-400 euro. Certamente. E avere uno staff tecnico importante vuol dire lo staff tecnico lo deve realizzare soprattutto l'allenatore in prima, è lui che se lo porta lo staff. Perché deve lavorare con serenità. Assolutamente. Sì, però magari ti comporta un piccolo costo iniziale in più, però dopo se i risultati sono questi... che è un costo che devi fare prima dei calciatori. I risultati arrivano. Meglio prendere un giocatore in meno. Anche due, è uno di staff in più. Diciamo. Poi non gioca lo staff, però io preferisco così, mister. Guardiamoci gli highlights. La vittoria fuori casa è importantissima per la squadra di Giampà, un Sant'Agata che sbanca Licata. Vittoria finale per 2-0 per la squadra messinese. Le squadre stanno per fare l'ingresso in campo con una terna tutta siciliana. Il direttore di gara, il signor Davide Mattina di Palermo, collaborato dal signor Pietro Anile di Acireale e il signor Alessandro Gennuso di Caltanissetta. Il cross di Candiano di testa, Calaiò anticipa tutti, ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Prima azione dunque pericolosa, era andato un po' a vuoto il portiere lettone Beters. Dalla sua re, il cross in mezzo. La prende di testa poi Candiano, il tiro sbilenco, Samaché, l'altro tiro che viene deviato. Cappello si avventura in un dribbling pericoloso, riesce a tenere con un po' di fortuna e audacia il pallone tra i piedi e poi se ne va tagliando in mezzo al campo. Serve Samaché, Samaché palla sul destro a giro, palo pieno di Samaché. Il velo di Minacori gliela restituisce Samaché, azione pregevole delicata che manovra, tutto di prima intenzione, il cross di Candiano, Samaché, Peters la prende e la respinge, ma palla ancora viva per Minacori, ancora Candiano. Candiano, pallone filtrante per Cappello, palla che rimane lì, Cappello, Minacori nel traffico dell'area di rigore, nulla di fatto. Buona la finta di Cicirello con Alagna, serve proprio Cicirello, pallone in mezzo, la salva Truppo, Alagna! Sbaglia un rigore in movimento, azione clamorosa per il Sant'Agata che ha avuto due volte l'occasione per bucare la porta di Truppo che prima ci ha messo una pezza, poi sulla ribattuta non è stato bravo proprio il nuovo entrato Alagna di sinistro a centrare la porta che era sguarnita. Altro pallone per Minacori, posizione buona dell'attaccante Samaché, Samaché, il tiro! Alto, ha provato a coordinarsi Samaché. Pallone per Sannia che alza un campanile pericoloso. Samaché la tocca per Minacori, Minacori per Samaché, Samaché la salva, Beters salva il risultato, il portiere del Sant'Agata con il tiro a botta sicura di Samaché.
Alagna si avventura, serve a destra e c'è il fallo. Ammonito Calaiò, che tra l'altro era anche diffidato, salterà Giarre. Va Catalano, pallone che passa e si insacca all'angolino, passa in vantaggio il Sant'Agata, gol dell'ex, ha segnato Giovan Battista Catalano. Minuto 18, Licata 0, Sant'Agata 1, una punizione che non ha lasciato scampo a Truppo e che si è spenta nell'angolino alla destra del portiere del Licata. Alagna entra in area, pallone basso anticipato, Suaré sembra Brugnano, e il raddoppio del Sant'Agata. L'imbucata per Samaché, posizione regolare, Samaché, il tiro e il palo aiuta Beters. Anche questa volta graziato dal legno Beters, che non aveva trattenuto il tiro ravvicinato di Samaché. Altro pallone lungo di Orlando a cercare la corsa di Gueye, posizione regolare Gueye, il tiro fuori di poco. Filtrante buono per Talla, pallone in mezzo, arretrato, diventa preda di Cipolla. Altro cross, Gueye, il salvataggio di Bekers e Samaché da 0 metri. La caccia fuori, ma ancora una volta determinante il portiere del Sant'Agata su Gueye, poi Samaché da una posizione vicinissima al palo non è riuscita a metterla dentro. Il Sant'Agata sbanca lo stadio giallo-blu e vince per 2-0, le reti entrambe nella ripresa ad opera di Catalano e di Mazzone. Eccoci rientrati, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito l'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano, il martedì sera alle 21 con la replica anche il mercoledì dopo le 23:30. Voglio anche ricordarvi che ci sono 2 appuntamenti da non perdere sul canale 17 di Telerent 7 Gold, quelli con Penalty ore 13, dove come al solito c'è il focus dedicato ai campionati dilettantistici siciliani. Seconda parte che inauguriamo con il campionato di eccellenza e partiamo subito con il girone A. Per iniziare a parlare di questo girone A voglio puntare i riflettori anche sul Canicattì, che seppur non giocando domenica ha confermato di essere l'assoluta leader di questo girone A del campionato di eccellenza. Hai seguito lo stesso questo girone, anche se chiaramente tu da protagonista vivi il girone B, ma questo girone A secondo me ha confermato grandi qualità. Ho seguito anche il girone A, dove rispetto al girone B ci sono delle piazze molto importanti come Canicattì, Akragas, Nissa, Enna, Mazzara, tante società che diciamo hanno fatto... sono 6-7 squadre che potenzialmente questo campionato lo volevano vincere. Sì, che hanno fatto negli anni, tanti anni la Serie D, sono espressioni di piazze importanti, hanno anche organici molto forti. Il Canicattì mi sembra che ormai abbia vinto per quanto riguarda ha in pugno la Serie D, anche se ancora materialmente non l'ha vinta, giusto? No, però insomma sembra che l'abbia vinta, dall'esterno sembra che ormai possano perderlo solo loro il campionato. È vero. E poi ci sono un altro gruppo di squadre, Akragas, Profavara. Ecco, parliamo un attimo dell'Akragas, così poi vedremo gli highlights della vittoria contro il CUS Palermo. Lo scontro adesso con la Don Carlo, Santo, sarà proprio domenica. Questo scontro Akragas-Don Carlo Misilmeri sarà probabilmente un vero e proprio spareggio per la classifica prospettiva playoff. Sì, sarà importante per quel che riguarda le posizioni nei playoff, no? Perché ormai il Canicattì è bello che è andato, anzi a proposito, sì. Credo che va fatto i complimenti a tutto l'ambiente Canicattì, perché ci provano da un paio d'anni. Beh, hanno messo gli elementi che sono stati però sai, quando non riesci anno, è facile sì. smontare tutto, invece loro sono rimasti lì sul pezzo, hanno combattuto. Stagione dopo stagione. E finalmente sono riusciti, no?
Beh, dopodiché invece sì, queste sono partite di ribesco che servono relativamente a poco, se non a trovare quelle posizioni in classifica per Beh, i la griglia è playoff. importante, no? Puoi Sì, giocare su assolutamente, tanti risultati poi. Sì, assolutamente sì, è importante la griglia, ma poi nei playoff i valori sono valori. Chiaro, Ne ho ogni visti- partita è... Io ne ho visti tanti playoff, sia di eccellenza che di promozione, e su 100 partite in 97 i valori sono sempre venuti fuori. Poi È sono vero. quelle 2 o 3 volte che però ti ribesco i valori, credo che l'Agregas, dove secondo me, sai, quando cambia allenatore è sempre una sconfitta della società. Chiaro. Quindi probabilmente Però se in questo già... caso è stata positiva la scelta della società. Ma questo si Non vedrà che poi alla Giuseppe fine. avesse Poi fatto si un vedrà lavoro alla fine, sai sbagliato, sai se è stata positiva o qualora, poi questo ce lo dirà il campo alla fine, i risultati. Assolutamente, Però io, assolutamente. indipendentemente da quale società è, io ritengo che quando una società è costretta a cambiare allenatore, la prima cosa che fa è recitare il mia colpa. Perché se tu sei costretto a mandare l'allenatore che hai scelto, vuol dire che sicuramente hai Qualche sbagliato. cosa non era Hai stata sbagliato fatta tu bene. a scegliere l'allenatore. Dopodiché credo che comunque questo è un bel girone. È un bel girone, è vero. Dove è una squadra anche come la Pro Favara, che ha Infatti, anche un mix fra giocatori giovani. e se ne parla importanti. poco. Io non lo so, È perché un se po' ne- nascosta No, è questa che squadra. magari sai, sei un gran bel centro, perché Certo. però non sei Agrigento, non sei magari Canicattì, allora magari è normale, dai, le squadre un po' più con più pubblico attirano di più, anche È se il vero. Favara è una squadra storica. È un centro molto seguito, eh? È un Sì, centro molto assolutamente. seguito. Ribesco, non mi aspettavo la caduta libera del Misimene di Utro. Beh, succede, paghi forse lo scotto di una tensione che era diventata Ma forse la troppo... caduta libera è diverso, sai, in un periodo breve stavi correndo per andare primo e ti ritrovi sì. veramente... Purtroppo sono stati due... Cioè, mi sembra strano perché è una incontri società blu. comunque, anche quella costruita e fatta ha anche dei grandi giocatori, attenzione, non ha l'organico del Canicattì, perché io credo che l'organico del Canicattì in questa categoria Non ce l'ha nessuno, non ce l'ha nessuno. non esiste, già leggi i primi 4 nomi della difesa, hanno vinto Tra circa l'altro 10-15 il campionati. tutto con un allenatore giovanissimo. Con Lillo, a cui faccio tra l'altro... Lillo Bonfatto, che faccio è anche un allenatore complimenti. giovanissimo, al debutto in categoria. Quindi quando hai delle idee le metti in campo anche grazie a giocatori di esperienza, non dico che diventa tutto più facile, però ti aiuta poi a portare avanti il tuo credo calcistico. Sicuramente. Io Bonfatto non lo conosco personalmente, però ne ho sentito parlare bene. So che la società lo ha scelto, lo ha supportato e i risultati gli danno ragione. Siccome io ho un debole, diciamo, per la categoria allenatori, posso parlare anche del mister della Pro Favara, che è un grande amico mio, Francesco Tudisco, che tra parentesi ha allenato in D, ha allenato un anno anche in C a Milazzo tantissimi anni Sì, fa è ed è vero. stato capitano della Salernitana in B tanti anni, quindi Sta facendo un ottimo lavoro. sta facendo un ottimo lavoro e gli faccio i complimenti perché sta facendo un grandissimo lavoro. Ho detto bene, c'è il big match, si ritorna in campo e vi giocate molto contro il Ragusa, in casa del Ragusa. Come state preparando questa settimana importante prima del grande big match? Sappiamo che è una partita importante, il risultato di domenica scorsa, la vittoria del Ragusa a Barcellona ovviamente modifica qualcosina, però sostanzialmente per noi non cambia niente perché abbiamo sempre detto nello spogliatoio di pensare partita per partita. Noi adesso dobbiamo andare domenica a Ragusa, cercheremo di prepararci bene, sappiamo la difficoltà della partita. Quale c'è potrebbe poco da essere dire. la formula per battere la squadra di Raciti? Perché Raciti ha un suo modo di giocare chiaro, io credo che lo stai studiando per bene, proprio perché domenica devi colpirlo. Allora, premesso che loro quest'anno in campionato non hanno ancora perso. È vero, e questa quindi già è una cosa... è premesso che l'ultima partita che il Ragusa ha pareggiato, l'ha pareggiata a Santa Teresa 1-1, poi sono solo vittorie in campionato, quindi questi sono dati che qualcosa vogliono dire. Premesso che forse la partita dove loro hanno rischiato più di perdere è stata quella perché vincevamo 1-0, poi hanno pareggiato meritatamente, poi in quella partita sono rimasti in inferiorità numerica e sono stati anche bravi a gestirla, anche se a noi resta il rammarico che comunque un paio di occasioni le abbiamo avute in quella partita. Secondo me noi siamo stati la squadra che è andata più vicino a vincere contro di loro, anche se il pareggio poi alla fine è stato giusto.
Detto questo, noi sappiamo come gioca il Ragusa sa come giochiamo noi. Per voi potrebbe essere la partita che vi porta in testa, con buone possibilità magari di vincerlo il girone, per il Ragusa potrebbe essere quasi una mezza matematica. Come dici tu, però come noi la prepareremo. Allora, io ho visto la partita ieri, secondo me l'aspetto mentale ieri è stato decisivo, determinante in quella partita. Era una partita dove poi alla fine sarebbe stato più giusto il pareggio, perché ormai a pochi minuti dalla fine era Certo, sullo 0-0. Ha vinto il Ragusa perché è una squadra molto brava a concedere poco e a sfruttare gli episodi per vincere le partite. Ripeto, noi conosciamo bene, abbiamo studiato il Ragusa, però altrettanto è vero che loro sicuramente ci conoscono. nei vostri confronti. Domenica bisogna essere bravi a prepararla bene dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista mentale. Ci guardiamo il servizio della vittoria del Ragusa contro l'Igea 1946, perché poi dopo a Santopalma devo chiedere insomma un parere su questo Ragusa di questa stagione. Nella sfida più importante della stagione il Ragusa fa festa al Dal Contres Barone, batte l'Igea e mette una seria ipoteca sulla Serie D. La squadra di Filippo Raciti passa anche a Barcellona grazie alla rete del bomber Belluso e vola solitaria in testa al girone B di eccellenza, mantenendo inoltre l'imbattibilità in campionato. I giallorossi di Peppe Alizzi non riescono a conquistare la vittoria che cercavano e incassano la seconda sconfitta della stagione. La sfida, giocata sul filo dell'equilibrio, si apre subito con la tensione alta tra i calciatori, tanto che il gioco rimane fermo per circa 4 minuti e con il signor Petraglione di Termoli che alla fine espelle dalla panchina il secondo portiere del Ragusa Di Martino e il massaggiatore igeano Nino Sottile. Tornata la calma si torna anche a giocare al 12° Belluso, calcia col destro non trovando lo specchio della porta. L'Igea non sta a guardare, 4 minuti più tardi rischia di passare con Boinea che impatta bene il cross di Incatasciato sfiorando di un soffio la traversa. Poi gli ospiti provano a colpire in contropiede, 60 secondi dopo Grasso lavora un buon pallone per Maimone che calcia dal limite chiamando Paterniti alla parata. Insiste l'11 di Raciti che torna a rendersi minaccioso prima con Balenca, il cui sinistro in aria si spegne sull'esterno della rete, e poi con Maimone che su calcio piazzato manda di poco alto sulla traversa. Ma prima dell'intervallo è l'Igea ad avere l'occasione per colpire con la conclusione di La Spada che impegna Busà a rifugiarsi in corner. Nella ripresa è ancora la formazione giallorossa a rendersi minacciosa con la punizione di Capitan Lucarelli che non c'entra il bersaglio per questioni di centimetri. Il Ragusa tenta la risposta e al 65esimo il tiro del neoentrato Randis non crea particolari problemi a Paterniti. 3 minuti più tardi è decisivo invece l'estremo azzurro Busà che si supera mettendo in angolo il destro a botta sicura di Stassi. Una parata che risulta decisiva perché al minuto 84 il Ragusa trova il gol vittoria quando Belluso raccoglie la conclusione di Memone e da pochi passi mette alle spalle di Paterniti facendo così Igea 0 Ragusa 1. Rete pesantissima quella realizzata dal classe 94 che poi va a prendersi il meritato abbraccio dei tifosi azzurri. Ancora Belluso dunque l'uomo decisivo per gli Iblei e dopo aver deciso la finale di Coppa Italia d'eccellenza segna anche il gol che potrebbe risultare decisivo per il salto in Serie D degli azzurri. Nell'azione che porta al gol i ragazzi di Raciti già lamenta anche un fallo di Randis su Trimboli su cui il fischietto di Termoli non ravvisa gli estremi per il calcio di punizione. Con questo successo il nono fuori casa, il 17° complessivo in campionato, il Ragusa vola in testa alla classifica con 54 punti e mantiene anche lo 0 nella casella delle sconfitte, mentre l'Igea che si ferma dopo 7 vittorie consecutive scivola al terzo posto e rimane a quota 51. Sentiamolo questo parere di Santopalma su questo Ragusa che insomma ha dimostrato, tra l'altro vincendo anche la Coppa, di avere comunque una grande qualità all'interno del suo gruppo che tu conosci ampiamente, insomma hai vissuto un'esperienza a Ragusa meravigliosa, campionato e Coppa con l'attuale allenatore Filippo Raciti. A cui auguro di fare di nuovo un'altra doppietta. Ci mancherebbe. No, devo dire, dai, Ragusa è cresciuto in maniera graduale perché hanno un'ottima società fatta da persone serie, da ragazzi che sono tutti seri e che appartengono all'imprenditoria ragusana, che è un'imprenditoria ricca. Ricchissima direi. Hanno fatto un gran lavoro sotto questo aspetto e già questo è tanto oggi, perché quando c'è serietà c'è tanto.
si sono affidati già da tempo sotto l'aspetto tecnico a Filippo Raciti. Quest'anno è addirittura arrivato anche Graziano Strano, ha dato una mano a Filippo e hanno fatto veramente un lavoro straordinario questi due ragazzi, compresa insieme a tutta la società. Quindi posso dirti solo bene, ma non bene perché bene per quello che poi si vede, per i risultati che fanno, per quello che si dice Ragusa. Se tu senti i calciatori di Ragusa hanno poco da lamentarsi, così come sono sicuro che poco si lamenteranno i giocatori della Ionica o dell'Igea Virtus, perché avere una società importante è l'unica cosa che ti permette di poter poi arrivare a questi obiettivi. Non ci sono tanti segreti, tante cose nel pallone. Come finirà questo scontro domenica? No, non so come finirà. Un pronostico, dai. Non so come finirà il risultato. Di sicuro il Ragusa ha il vantaggio di giocare. In casa. Secondo me quali sono i vantaggi delle due squadre? Il primo, il Ragusa ha il vantaggio di poter giocare anche su due risultati. Parliamoci in termini franchi. Questo è anche vero. Tenere ipoteticamente a -1, ma con un'eventualità di -4 la Ionica insieme al massimo -4 dell'Igea, secondo me a 5 turni alla fine potrebbe equivalere quasi ad avere un passo e più in Serie D. Di contro qual è il vantaggio della Ionica? Quella che secondo me è spensierata. Mentre l'Igea aveva 2 milioni di pressioni, così come Ragusa, perché erano due squadre fatte per vincere questo torneo. Quando non lo vinci, chi non lo vince delle due ha fallito, anche se poi non è così. Questa è la regola del calcio, ma non è così effettivamente. Io non credo che la Ionica sia partito per vincerlo, quindi diciamo questa spensieratezza e poi il fatto può servire di vedere arrivare 20 argentini rumorosi, sai, con sta cassa che cominciano a fare musica quando già scendono dal pullman, non so, cioè, fa colore. No, questa è una cosa che nel nostro calcio di cui si parla molto, sai, mister e due giocatori nello spogliatoio, sì, è vero, con la musica forte, è vero, è una cosa che da noi non è inusuale e che comunque si parla, non credo che ci abbia avuto problemi da qualche parte, non credo che tutti vi abbiano accettato e fatto fare un po'. Anche se non c'è l'abitudine completamente inusuale questo, e quindi magari qualche società ci ha anche chiesto magari di abbassare il volume. Soprattutto gli spogliatoi sono vicini. Ma io a questo proposito volevo dire questo, che fa parte della loro cultura. Assolutamente. Io non avevo... personalmente mi piace. Io non avevo questa... È colore, è forza. Sì, ma loro è il loro modo di prepararsi. Poi ovviamente se c'è il mister della squadra avversaria che sta parlando nello spogliatoio vicino, sono io che gli chiedo di abbassare il volume. Certo. Però non deve essere interpretato come spavalderia, come spacconeria. No, non credo che forse qualche volta, viene forse interpretato così, però colgo l'occasione per dire loro fa parte della loro cultura, loro allenamento, prima, dopo, mettono la musica, poi spengono, vanno in campo e giocano. E alla fine se vincono festeggiano e se perdono stanno zitti. E volevo dire questo, se quelle poche volte che abbiamo perso hanno festeggiato le squadre avversarie, l'Igea da noi ha festeggiato e i miei giocatori vanno dentro e stanno zitti. No, ma era solo per chiarirlo, perché alcune volte viene interpretato male questa loro cultura. Però io non perché li alleno, sono ragazzi eccezionali. Ti ho dato un bell'assist. Sì, mi ha dato un bell'assist. Sono ragazzi, mi ha dato un bellissimo assist, ti ringrazio, perché sono ragazzi ovviamente caratteriali, perché hanno la loro... anche su quello da noi si parla molto, proprio sul carattere che hanno, perché sono argentini, e si sa che quando vai e non mollano mai. Vai in casa della Ionica è dura, ma io perché corrono, combattono. Sappiamo giusta, anche, come è giusto che sia. Come tu ben sai, sappiamo anche che non è neanche facile andare a giocare sui campi catanesi, perché il fattore caratteriale c'è anche lì, ed è una bella cosa. L'importante è che si mantenga nei limiti, diciamo, dell'agonismo, della correttezza sportiva. E voglio passare ai saluti anche ai nostri due ospiti. Iniziamo con Michele Campo. Sarà una settimana impegnativa, intensa, bella, perché poi insomma preparare una partita così fa piacere, no? Certo che fa piacere. Tra l'altro tu mi dicevi che lo scorso anno eri allenatore della Triestina giovanile, quindi è la dimostrazione che ti sei veramente calato bene nella realtà del calcio dilettantistico siciliano, prima da ex calciatore, adesso da allenatore. Ma io sono cresciuto qua come calciatore, quindi fino al 2002 ho giocato qua, quindi mancavo da qualche anno. Non hai mai allenato però in Sicilia? No. È una terra che ti dà gli stimoli giusti per allenare? Diciamo, io calcisticamente sono cresciuto qua, quindi la realtà la conoscevo, è cambiata ma non tantissimo, nel senso che tantissimi addetti ai lavori, dirigenti, allenatori magari li conosco, giocatori no, perché sono magari
mancavo da qualche anno, però la realtà la conosco. Per quanto riguarda i campionati dilettantistici, secondo me eccellenza, è più stimolante allenare in Sicilia piuttosto che magari in Friuli Venezia Giulia, ecco perché. Anche se però lì secondo me le strutture saranno migliori. E ti credo, perché in Friuli Venezia Giulia c'è freddo, lui abitando a Santa Teresa Riva, perché vive a Santa Teresa Riva, Giustamente. se ne va al mare e ci credo che è meglio qua. Dove l'acqua è sempre fredda, anche d'estate. Ma è tra sempre l'altro. bella, io ci vado sempre in estate, ma è sempre bella, guarda. No, anche lì ci sono ovviamente delle realtà importanti, poi per esempio in Veneto e in Emilia Romagna l'eccellenza sono campionati importanti, in Seguiti Lombardia anche, sì, è vero. seguiti, magari in Friuli Venezia Giulia un po' meno, però sicuramente allenare in Sicilia è stimolante. Bene, allora speriamo di rivederci presto, possibilmente anche con delle belle soddisfazioni tue personali. Grazie. Complimenti e in bocca al lupo anche per domenica. Grazie, viva il lupo. Salutiamo anche Santopalma, polemico, estroso, dinamitardo, ma ci piace perché Santopalma ci dà colore all'interno anche della nostra Non credo di trasmissione. essere però polemico. No, polemico. Sai, no, ma è Non sei un aggettivo, polemico? ma no, è un aggettivo che mi è sempre stato messo addosso. Però sai perché? Perché probabilmente è un modo di dire le cose troppo crudo, che può sembrare polemica. Beh, ma in spesso e realtà volentieri molte volte esprimo pensieri che poi non sono realtà, però esprimo pensieri anche calzanti in base al A discorso noi la che tua facciamo. verità ci piace, sappilo. Quindi, e sai benissimo che a penalty fa sempre piacere avere la tua presenza, proprio perché tu sei una persona che non le manda a dire, ma le dice di faccia. Del resto essere persone, secondo me essere uomini è questo. Ti Dire le vogliamo cose rivedere come presto in sempre. campo anche. Beh, onestamente non ti dico la verità, a differenza di tanti altri anni, oggi non ho forse neanche, non ti dico la voglia, perché sai il calcio è stato, lo faccio 24 anni di direttore, no? Da 24 giorni. Lo so. Però dico la verità, oggi per me sarà molto difficile poter rientrare. Molto Addirittura. difficile. Sì, perché vedo poco accanto a me. Vedo molto poco e poi dico la verità, io non credo che oggi, cioè oggi la prima categoria dove puoi fare leggermente poco di calcio è la Serie D, ma un pochettino, quindi credo che poi sai, a una certa età, dopo tanti anni che fai, se non hai fatto altro perché non l'hai meritato di fare altro, attenzione, quindi magari sai, è il momento di, infatti col calcio ho allentato moltissimo. L'ultima battuta, ritorni a fare beach la prossima estate? No, anche sul Ecco, beach questa è con una cui mi conferma sono che ci trovato dai. bene, sì assolutamente, ma era una cosa che ho ottenuto per me, però era una cosa decisa l'anno scorso quando dopo le 2 coppe vinte abbiamo fatto l'ultima tappa a Venezia, andai dal presidente e dissi già che per me il rapporto tra me e il Catania Beach Soccer finiva lì in maniera... Anche se bisogna dire mai stop. Perché comunque tu Il sei Presidente mi ha ritornato dopo richiamato 7 dopo anni 7 anni, addirittura. vuol dire che, e anche quando fu nel 2014 ci lasciammo proprio a fine stagione, quindi come vedi sì, però poi l'essere serio e essere una persona vera magari poi col tempo ti ripaga, sai, magari lì per lì ti fa sembrare Condivido pesante, e sono assolutamente però poi ti d'accordo. ripaga perché chi, sai, io conoscendo Bosco non è un uomo che richiama, anche perché non ti offre una squadretta così. Ti Quindi dà se ti in richiama mano è perché ti una riconosce realtà comunque internazionale. e questo è quello che mi ha dato un grandissimo piacere. L'appuntamento con Penalty ore 13 è per la prossima settimana, il mercoledì ed il giovedì alle ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana.